Gli agenti di polizia che il 4 maggio 1932 fecero irruzione nell'appartamento di Atlas, quartiere della capitale svedese, non scordarono mai l'atroce e inusuale spettacolo che si trovarono di fronte. Poco tempo prima di quel terribile giorno, le forze dell'ordine di Stoccolma erano state messe in allerta da una certa Minnie Jansson. Ella era una prostituta che abitava proprio nell'appartamento sotto quello che si sarebbe rivelato la scena di un crimine misterioso. Minnie, quando si recò alla polizia, riferì di essere vivamente preoccupata per la sua collega Lili Lindestrom. Il motivo di tanta preoccupazione era che non vedeva Lili da diversi giorni e questo la impensieriva molto, dato che il loro mestiere le esponeva continuamente a rischi e le metteva a contatto con persone poco raccomandabili. Il 4 maggio gli agenti si recarono all'appartamento della Lindestrom, la quale non rispose ai vari appelli. Fu necessario sfondare la porta per poter entrare. Lili era morta, come ormai si temeva. I poliziotti la trovarono a letto con il cranio fracassato, completamente nuda. I suoi abiti, accuratamente ripiegati, vennero scoperti sopra una sedia. Ma qualcosa non tornava e presto gli agenti della polizia di Stoccolma fecero la scoperta di un'agghiacciante verità. Il corpo della prostituta 32enne era stato completamente prosciugato del sangue. La perquisizione dell'appartamento portò alla luce un bicchiere e un mestolo, oggetti che molto probabilmente vennero utilizzati dall'assassino per qualcosa di macabro: prelevare e bere il sangue della prostituta. Venne presto ricostruito lo scenario. Fu chiaro che l'assassino doveva essere stato l'ultimo cliente di Lili, a giudicare dal preservativo rinvenuto nell'ano della vittima. Dopo il rapporto sessuale, l'omicida aveva fracassato il cranio della poveretta con un oggetto che non venne mai identificato, uccidendola sul colpo, e in seguito si abbeverò del suo sangue. All'epoca non esistevano ancora le moderne analisi per l'identificazione del DNA. Pertanto gli agenti decisero di interrogare i clienti abituali di Lili, pista che non condusse ad alcun arresto. Si pensò addirittura che il colpevole potesse essere un membro stesso della polizia, a giudicare da come l'assassino aveva rimosso le principali tracce del suo passaggio. Altre ipotesi ventilarono teorie più sinistre, come il coinvolgimento di adepti di culti satanisti, e non mancarono coloro che ipotizzarono l'assurda idea che Lili fosse stata vittima dell'attacco di un vampiro vero. Il caso di Atlas resta tuttora insoluto e alcune delle prove raccolte dagli agenti sono oggi visionabili dal pubblico presso il Museo della Polizia di Stoccolma.